Un auguri anche a tutte le donne per la vostra giornata. Stasera sarà un culto un po' diverso, ma l'obiettivo è sempre lo stesso, quello di lodare e adorare il nostro Signore. Salmo 100 dice così: mandate grida di gioia al Signore, o abitanti di tutta la terra. Servite il Signore con gioia, presentatevi a Lui con canti. Riconoscete che il Signore è Dio, è Lui che ci ha fatti e noi siamo Suoi. Siamo il Suo popolo e il Suo gregge che Egli ha cura. Entrate nelle Sue porte con ringraziamento e nei Suoi cortili con lode. Celebratelo, benedite il Suo nome, poiché il Signore è buono, la Sua bontà dura in eterno e la Sua fedeltà per ogni generazione. Lodiamo e adoriamo il nostro Dio non solo per quello che ha fatto, per quello che fa e per ciò che farà ancora, ma soprattutto per quello che Lui è. La vera adorazione non è quella che esce dalle nostre labbra, ma quella che viene dal nostro cuore. Lode e adorazione si fa non soltanto con canti, ma soprattutto con le nostre vite. Salmo 150 verso 6 dice: ogni creatura che respira lodi il Signore. Alleluia. Lodiamo il nostro Dio. Buonasera Chiesa, vorrei invitarvi a alzatevi in piedi. Questo è un momento di gioia, di adorazione, di lode. Prima di iniziare voglio farvi una domanda: chi è venuto qui per lodare il Signore? Alzatevi le mani, amen. Tutti quanti siete disponibili e disposti a lodare? Amen. Abbiamo un video da passare prima di iniziare. Cinque. Fala 5. Vai fila. 5 4 3 2 1. Benvenuti alla Music, ragazzi. Questa canzone inizia con una dichiarazione del nostro Signore, che Lui è il nostro Re, che Lui aspetta la nostra adorazione e che possiamo dichiarare amen. Per questo voglio il vostro aiuto, che possiamo cantare con una sola voce. Gesù è Re, mi conquistò, mi liberò per non darmi una nuova storia. Gesù è Re, mi conquistò, mi liberò per non darmi una nuova storia. Posso dire il passi del mio Re, riesco a sentire il suo cuore, dalla mia oscurità mi libero, sento il suo spirito chiamare, cantiamo. Io sento, figlio mio, è ora il tempo di brillare, tu sei nato per me. Io sento, figlio mio, è ora il tempo di brillare, tu sei nato per me, è ora il tempo. Posso dire un santo sono qui, annunciando il suono del grande Re, rompevo le catene varie,
senti, cantiamo. Io sento, figlio mio, è ora il tempo di brillare. Tu sei nato per me. Io sento, figlio mio, è ora il tempo di brillare. Tu sei nato per me. Io sento, figlio mio, è ora il tempo di brillare. Tu sei nato per me. Io sento, figlio mio, è ora il tempo di brillare. Tu sei nato per me, è ora il tempo. Mussolino che la cantiamo, usa noi Dio, qui siamo, vogliamo più di te Signore, tuo amore dentro noi. Mussolino che la cantiamo, usa noi Dio, qui siamo, vogliamo più di te Signore, tuo amore dentro noi. Mussolino che la cantiamo, usa noi Dio, qui siamo, vogliamo più di te Signore, tuo amore dentro noi. Mussolino che la cantiamo, usa noi Dio, qui siamo, vogliamo più di te Signore, il tuo amore dentro noi. Questa canzone fa una dichiarazione che Gesù è il nostro Re, che Dio è il nostro Signore, che Lui ci ha conquistato e che ci ha donato una nuova storia. Quindi vi invito a cantare, ma non cantare come appena una canzone, ma come una verità che abbiamo dentro del nostro cuore. Quindi facciamo comunità, amen. Gesù è il Re. Cambierà il mondo, ha già cambiato quando è venuto 2000 anni fa e continua a cambiare tutti i nostri cuori. Amen. In acqua io non affogherò, il vento soffia forte, nelle tue mani sono al sicuro.
seguo solo quello che credo. Non sto guardando alle circostanze, non guardo al l'allegria del Signore è la nostra forza. 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 Soffia forte, in acqua io non affogherò. Il vento soffia forte, nelle tue mani sono sicuro. Non mi guida quello che vedo, ma seguo solo quello che credo. Non sto guardando alle circostanze, non guardo al tuo amore. L'allegria del Signore è la nostra forza. 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 Questa allegria non può mai finire. Questa allegria non può mai finire. Questa allegria non può mai finire. Dentro al nostro cuore l'allegria del Signore è la nostra forza. 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 Amen, 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 amen. Sai, sappiamo che la nostra vita è una vita che si cambia ogni momento. E abbiamo cantato appena che l'allegria del Signore è la nostra forza. Io non lo so cosa state passando, se siete in un momento di difficoltà, ma vi voglio dire che abbiamo un Signore che ci porta allegria, che ci porta pace, che è con noi in tutti i momenti. Quindi che possiamo riflettere che Lui, nonostante come nostro Padre, non ci lascia mai. Amen. Cantiamo che Lui è il nostro Re. Stella del mattino, la re dei re, Signore.
Cantiamo Re. Tu sei Re. La stella del mattino, al Re dei Re, Signore, la lode va a Lui, colui che morì, ma sulla morte trionfò, la lode va a Lui. Gesù, tu sei Re, regna nei nostri cuori, tu hai il regno di potere, per sempre amen. La tua chiesa canta a te, alza la voce per dichiarare, un solo popolo la proclama, cantando più forte, più forte. La tua chiesa canta a te, alza la voce per dichiarare, un solo popolo la proclama, cantando più forte, più forte. Tu sei Re. Son grato per tutto. Io son grato di tutto ciò che possiedo, il tesoro più grande di questo mondo mi fu dato in eredità eterna, maggior prova di un amore suo profondo, una allegria in ogni tempo. Oh amici, famiglia, tanti fratelli, sono tutti qua oggi. Oh Gesù, il mio amico veritiero, e di tutto fece per la mia salvezza. Loderò il Signore in ogni tempo, la sua lode ci sarà.
Cantiamo che siamo grati. Io sono grato. Di tutto ciò che possiedo, il tesoro più grande di questo mondo. Mi fu dato in eredità eterna. Tua prova dell'amor suo profondo. Una vita, allegria in ogni tempo. Ho amici, famiglia, tanti fratelli. Fu Gesù il mio amico. Veritiero di tutto e già per La mia salvezza loderò. Yeah, il Signore yeah, in ogni tempo. yeah, yeah, oh, La sua lode yeah, ci sarà yeah, durevolmente. yeah, oh, Nelle mie yeah, l'avrai anche nel mio cuore. Gesù Cristo yeah. sarà sempre il nostro Canto. Yeah, yeah, Jehovah. Yeah, yeah, Jehovah. yeah, yeah. Jehovah. Yeah, I re si inclineranno a te. Ci libererai quando noi ti loderemo. Ti fermerà l'Onnipotente. Tu sei il leone, leone di Giuda, ruggisci in potenza, combatti per noi. Tutti si inginocchieranno. Oh, tu sei l'agnello, l'agnello immollato, hai vinto e spezzato le catene del peccato. Tutti si inginocchieranno qui davanti a lui. Tutti si inginocchieranno. Porta vita e vi, i re di gloria parlerà. Salvezza porterà, a noi darà la libertà. Ti fermerà l'Onnipotente.
tutti si inginocchieranno. Chi fermerà l'Onnipotente? 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 Chi fermerà? Tutti insieme. Tu sei il leone, leone di Giuda, ruggisci in potenza, combatti per noi, tutti si inginocchieranno. Oh, tu sei l'agnello, l'agnello immolato, hai vinto e spezzato le catene del peccato. Tutti si inginocchieranno qui davanti a Lui, tutti si inginocchieranno. Amen. Abbiamo questo bello momento come unità, che possiamo capire che lodare il Signore non è solo cantare delle canzoni, non è solo ripetere magari una frase bella che c'è scritto qua, ma è lodare il Signore con tutta la nostra vita, con ogni cosa che facciamo, con ogni momento che abbiamo. Ci sono momenti in cui lodare il Signore è magari lasciare qualcosa da parte, magari lasciare un'amicizia da parte, magari lasciare una persona che magari non ti fa bene, magari lasciare una situazione da parte, magari ogni tanto lasciare un lavoro da parte che ti allontana da Dio. Cioè, lodare il Signore non è solo cantare, è avere una vita dedicata al Signore, è avere una vita e che Lui ci guarda e è contento con la nostra vita. Questo è lodare il Signore. Ogni tanto pensiamo che lodare il Signore è cantare, è avere una bella canzone, magari non siamo neanche bravi qua sopra, ma quello che facciamo è per lodare il nostro Signore. Quello che facciamo è perché amiamo Lui, perché Lui è la nostra via, la nostra verità. Quindi questa canzone dice che chiedi del Spirito Santo venire su di noi. Chi è disposto qua? Chi vuole lo Spirito Santo dentro del cuore? Chi vuole vedere proprio il dire dello Spirito Santo, il suo muovere, le sue cose, quello che può fare nelle nostre vite? Quindi l'idea di questo evento, di questo culto diverso, non era cantare, perché non siamo neanche bravi, ma era avere un momento in cui possiamo esserci uniti come una chiesa, con uno spirito, col cuore, con un obiettivo, che è lodare il Signore. Non lo so voi, ma io sono disposto a lodare il Signore. Chi è disposto a lodare il Signore? Dai, alzatevi le mani, io vedo ancora basse. Dai, potete fare meglio, ragazzi. Noi siamo qui cantando, suonando, tutti quanti con vergogna. Quindi vi invito a partecipare di questo momento. Non lo so se avevo fatto, ma vi invito a cantare con noi. Non c'è nulla che sia
che sia pari a te. Non c'è nulla che dia la speranza viva. La presenza tua è solo con te. Sento l'amore che porta la libertà e la vergogna disfa. La presenza tua. Santo Spirito, vieni su noi, riempi questa chiesa ai nostri cuori della tua gloria, inondaci, Signore, con la tua presenza, riempici di te. Non c'è nulla, non c'è nulla che sia pari a te. Non c'è nulla che dia la speranza viva. La presenza solo con te, Signore. È solo con te. Sento l'amore che porta la libertà e la vergogna disfa. Noi non siamo schiavi della vergogna. La La tua presenza presenza, Gesù, rompe tutto. Grazie, Signore. Cantiamo Santo Spirito. Santo Spirito, vieni su noi, riempi questa chiesa ai nostri cuori della tua gloria, inondaci, Signore, con la tua presenza, riempici, Santo Spirito. Santo Spirito, vieni su noi, riempi questa chiesa ai nostri cuori della tua gloria, inondaci, Signore, con la tua presenza, riempici di te. Spirito, vieni su noi, riempi questa chiesa. Cantiamo per cuore. Con la tua presenza chiediamo, riempici Dio ancora di te. Santo Spirito, vieni su
questa Chiesa ai nostri cuori, della tua gloria inondaci, Signore, con la tua presenza riempici di te. Essere riempito da Lui, di te. Essere riempito da Lui è svuotarsi totalmente di noi stessi. È quello che vogliamo veramente. Io sì. Chiediamo quindi un'altra volta, Santo Spirito, vieni su noi, riempimi, togli di me il me stesso e che sia in me, Gesù, soltanto te, perché quello che c'è in me non vale proprio di niente, ma io voglio vivere una vita totalmente tua e totalmente riempita da te, Gesù. Chiediamo, Santo Spirito, vieni su noi, la Chiesa cresce, riempi questa Chiesa ai nostri cuori, della tua gloria inondaci, Signore, con la tua presenza riempici. Santo Spirito, vieni su noi,
Amen, amen. Chi ha il cuore grato qui stasera, che può veramente lodare e ringraziare il nostro Signore? Questa atmosfera è veramente un'atmosfera bellissima, dove possiamo lodare e ringraziare il nostro Dio. Oggi parleremo un po' dell'adorazione. Posso appoggiare là? Vi prometto che non vi rubo tanto tempo oggi. Il focus qua è veramente adorare il nostro Signore. Quindi vi invito ad aprire la vostra Bibbia nel libro di Giovanni, capitolo 4, versetto 19. Leggeremo dal 19 fino al versetto 24. Allora, chi era al campeggio, sono sicuro che Giovanni 4, dal versetto 19 al 24. Bene. Allora, chi era al campeggio qua, allo scorso campeggio, si ricorderà che praticamente ho predicato su questo testo qua. Però, siccome è un testo molto ricco, possiamo usarlo anche questa sera. E chi non era al campeggio, vi faccio proprio un riassunto di quello che abbiamo visto là. Come vi ho detto, siccome è un testo molto ricco, possiamo usarlo stasera. E dice così dal 19: la donna gli disse: Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove bisogna adorare. Il 21. Gesù le disse: Donna, credimi, l'ora viene, che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca i veri adoratori. Dio è spirito e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. Chiudiamo i nostri occhi, preghiamo. Signore, che stasera possiamo essere riempiti come abbiamo cantato, essere riempiti dello tuo Spirito Santo. Possiamo veramente, Signore, essere colpiti dalla Tua parola, in quel punto dove abbiamo veramente bisogno. Che la Tua parola possa venire per l'edificazione della nostra vita e che possiamo essere veramente trasformati attraverso la Tua parola, nel nome di Gesù. Amen. Bene, allora, la prima cosa, dobbiamo capire qual era il contesto, no, che Gesù stava parlando con questa donna. La donna era samaritana. Nell'inizio del capitolo 4 vediamo che Gesù stava tornando in Galilea. Stava uscendo dalla Giudea e stava tornando in Galilea. Il contesto era quello. Quindi Gesù si fermò quindi in una fonte lì, nel vicino al podere di Giacobbe, e i suoi discepoli sono andati quindi in città a comprarsi del cibo. Gesù quindi, seduto là, sopra questa fonte, arriva una signora, una donna, che è venuta ad attirare l'acqua di quella fonte. E in quel momento là Gesù praticamente gli chiede: no, guarda, potete darmi un po' da bere? E questa donna gli dice: ma come mai un giudeo mi chiede da bere, essendo io samaritana? E da lì si sviluppa un po', no, la conversazione. E Gesù in quel momento là inizia a rispondere un po' di domande a questa signora, a questa donna. E una di queste domande era proprio il fatto dell'adorazione. Il contesto era proprio questo,
E perché quindi i samaritani non parlavano con i giudei? Il primo punto che dobbiamo vedere è che dopo la morte di Salomone, quando Salomone ha proprio costruito, no, il Tempio lì a Gerusalemme, il regno di Israele si è diviso in due, il regno del sud e il regno del nord. Il regno del nord, come voi lo sapete bene, il popolo di Israele era formato per 12 tribù, quindi il regno del nord si è formato quindi per 10 e il regno del sud si è formato per 2, la tribù di Beniamino e la tribù di Giuda. La capitale del Regno del Nord è stata costituita come Samaria e la capitale del Regno del Sud a Gerusalemme. Quindi in quel caso la donna dice a Gesù: ma come mai un giudeo chiede quindi da bere a un samaritano? Perché il popolo, questi due popoli che erano praticamente lo stesso, no? Il popolo di Israele, non si parlavano tra di loro, non andavano d'accordo. E perché non andavano d'accordo? Allora, il primo punto: avevano logicamente una cosa in comune. Tutti e due i popoli hanno peccato, hanno fatto, delle cose sbagliate nei confronti di Dio. E la prima cosa è che il regno del nord sono stati portati prigionieri nelle Assiria. Però gli assiri sono andati anche a vivere in Samaria. E il regno del sud, quindi il popolo di Giuda, di Beniamino, sono stati portati prigionieri in Babilonia. C'è questa differenza. E non andavano d'accordo perché? Perché il popolo giudeo, il regno del sud, considerava che i samaritani si sono arresi praticamente agli usi e le tradizioni, no, dei babilonesi. E proprio il regno del sud quindi è rimasto proprio, fedele alla parola di Dio, alla presenza di Dio. Noi lo possiamo vedere anche nel libro di Daniele, no? Che Daniele ha vissuto in quel periodo. E quindi per i giudei è come se i samaritani avessero perso il senso di patria, la cultura, la tradizione, e quindi hanno praticamente tradito, no, il suo popolo. Un'altra cosa che faceva con che loro non andassero d'accordo era che la legge loro era attraverso il Pentateuco, che ha subito un po' di variazioni, no? L'altra cosa è che quando Esdra, insieme a Neemia, sono andati a ricostruire le mura di Gerusalemme, chi ha fatto opposizione a lui era una persona che si chiamava Sanballat, e questa persona, Sanballat, era proprio il governatore di Samaria in quel punto, in quel momento. E la quarta è che hanno creato quindi un tempio, avevano un posto per glorificare, per adorare, per rendere grazie a Dio. Ed è proprio questa domanda, ed è proprio questa affermazione che questa donna ha fatto a Gesù. I giudei dicono che a Gerusalemme io ho imparato dai miei genitori che è qua in questo monte. Quindi immaginate voi, i giudei che all'inizio anche loro sono stati portati prigionieri, ma non si sono arresi, mentre invece i samaritani sì. Dopo era come se i samaritani avessero tradito il loro popolo. Terzo, avevano una legge diversa ed era praticamente impossibile andare d'accordo, giusto? Ma Gesù quindi viene e porta un'altra parola, porta un altro significato a quella chiacchierata. E ha detto proprio così: né a Gerusalemme né su questo monte. Quindi stavo dicendo che il posto cambiava, non c'era più un posto da glorificare, da adorare, da lodare a Dio, non c'era più. Un'altra cosa che stavo dicendo è che la maniera di adorare a Dio stava cambiando. Quindi se il posto stava cambiando, e a questa cosa possiamo vedere che Gesù quando ha detto sulla croce, no? Nel libro di Giovanni 19, versetto 30, quando lui dice è compiuto, quando lui dice tetelestai, la cortina del Tempio si squarciò in due. E lui stava dicendo che lì non aveva più un posto, non c'era più un posto da adorare. Adesso c'era libero accesso. E quindi non avevano bisogno di andare su un posto e non avevano bisogno neanche
di maniera, perché Lui era la via d'accesso, era in Lui. E quindi, se la via d'accesso era in Lui, noi possiamo confermare anche quando Stefano ha fatto la predica, no? Nel libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 7, quando lui dice che noi non siamo fatti degli edifici fatti da mani di uomo. Quindi oggi noi siamo il Tempio dello Spirito Santo. Non c'è più un posto. Lo Spirito Santo abita dentro di noi. Quindi abbiamo libero accesso attraverso di Gesù. E Gesù stava dicendo questo: guarda che voi, che adesso il Padre, il Dio, è un Dio di spirito. Non c'è più il posto. E questo noi possiamo anche confermare nel libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 16, quando Paolo e Sila si recavano in una prigione e hanno fatto di quel posto là un centro di adorazione. Loro non sono andati a Gerusalemme, loro non sono andati a Gerizim, dove era il posto dove i samaritani adoravano. Hanno fatto di quella prigione un centro di adorazione. Cioè, hanno iniziato a rendere parole di ringraziamento, hanno iniziato a lodare, a cantare. E quindi noi sappiamo cosa è successo, no? Le catene si sono spezzate e loro sono riusciti ad uscire di quella prigione. Quindi Dio vuole essere adorato in spirito. In quell'epoca c'erano i monti, oggi magari c'è la chiesa, che magari in nostra mente pensiamo così: no, oggi vado in chiesa perché voglio veramente adorare il Signore. Ma se non c'era un posto, non c'è nemmeno oggi. Non abbiamo bisogno di venire in chiesa per adorare il nostro Signore. Non abbiamo bisogno più di queste situazioni qua per adorare il nostro Signore, perché l'adorazione è diventato un stile di vita nella nostra vita. È bellissimo stare qua insieme, è bellissimo cantare, ma Gesù stava dicendo che adesso, che tutto quello che avevano vissuto era cambiato, che non avevano più bisogno. Quindi Gesù stava dicendo che il luogo stava cambiando, la maniera e nel formato del culto. Perché se stava dicendo che Dio è spirito e che vuole che noi lo adoriamo in spirito e verità, vuol dire che c'è anche una maniera di adorare, c'è anche un modo di farlo. E se vi ricordate di quello che ho predicato la scorsa volta, dalla motivazione dei principi, è una cosa molto giusta da pensare. Che se Dio vuole che noi lo adoriamo in spirito e verità, vuol dire che c'è una maniera da fare. E che cos'è la verità? Gesù definisce se stesso come la verità. Giovanni 14, versetto 6 dice: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Lui è la verità. E quali sono gli attributi di questa verità? Buono, paziente, giusto. Quindi dobbiamo conoscere questa verità, perché lo stesso libro di Giovanni, capitolo 8, versetto 32 dice: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Quindi saremo liberi, conosceremo di più e soprattutto la verità ci porta ad adorare della maniera giusta. L'altra cosa che Gesù ha detto a questa donna è che l'adorazione è correlata all'intimità. E come mai? Perché ha detto così: voi adorate quello che non conoscete, noi invece adoriamo quel che conosciamo. Vuol dire che per adorare dobbiamo conoscere, perché è impossibile. Ed è anche divertente, perché Gesù ha detto così a questa signora: se io dovessi scegliere tra Samaria e Gerusalemme, è giusto che sceglierei di sicuro Gerusalemme, ma questo è già passato. Però voi state adorando quello che non conoscete.
E perché Gesù praticamente ha detto questa cosa, no? Perché è impossibile adorare qualcosa che non conosciamo. E soprattutto che Dio vuole che noi abbiamo un rapporto più profondo con Lui, perché attraverso questo rapporto più profondo possiamo adorarlo ancora di più. Più che parole, Dio vuole da noi che noi abbiamo veramente questo rapporto più profondo con Lui. E Gesù ha detto a quella donna: il Padre sta cercando adoratori, cioè non sta cercando adorazione, Lui sta cercando adoratori. Perciò, se noi pensiamo che lo stesso Gesù ha detto ai farisei, ipocriti, esattamente quello che Isaia ha scritto, no? Voi mi adorate con le labbra, ma dentro il vostro cuore non c'è niente di quello che state dicendo. Quindi se Gesù sta dicendo, io sto cercando adoratori, quello che mi conosci mi adorerà di più, vuol dire che Lui sta cercando un rapporto con noi. E ribadisco, Lui non sta cercando adorazione, Lui sta cercando adoratori. Perché non sta cercando adorazione? Se noi apriamo il libro di Apocalissi, là dice che creature, angeli diranno santi, 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 e loro non si faticheranno mai di ogni giorno 24 su 24 di dire santo, 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 tu sei santo, santo. Immaginate questa atmosfera quando andremo nel cielo, che vedremo il nostro Signore essendo adorato con tutte queste creature, tutti gli angeli che diranno santo, santo, santo. Però Dio vuole gli adoratori e Gesù ribadisce questo nel versetto 24: Dio è spirito e sta cercando tali adoratori. Noi dobbiamo avere un rapporto più profondo, perché se noi abbiamo un rapporto più profondo vuol dire che avremo più opportunità, abbiamo più capacità di adorarlo, perché è impossibile adorare qualcosa che non conosciamo. E la domanda è: quanto conosciamo di Dio stasera affinché possiamo adorarlo? Ribadisco, adorazione non è soltanto cantare, ma adorazione è rendere grazie attraverso le nostre parole, perché è impossibile, inaccettabile che noi non capiamo che guardando l'anatomia umana non siamo stati creati di un'esplosione. È inaccettabile pensare che noi siamo arrivati dalle scimmie. No, c'è un Dio che ci ha creato. E quindi se noi conosciamo esattamente questo Dio, noi lo adoreremo ancora di più. Che stasera noi possiamo veramente approfondire il nostro rapporto con Dio, approfondire ancora di più quel Gesù che ci ha salvato, quel Gesù che si è arreso per i nostri peccati, affinché possiamo veramente capire chi è Lui. E quindi la nostra adorazione cambia. Signore, io ti adoro perché tu sei buono. Signore, io ti adoro perché tu sei nella mia vita. Signore, ti adoro perché la mia famiglia è una benedizione. Signore, ti adoro perché i miei figli sono una benedizione. Signore, io ti adoro perché ho salute. Signore, io ti adoro perché non attraverso neanche una necessità nella mia vita, ma nonostante le necessità, tu sei con me. Io ti adoro, Signore, perché la mia chiesa è una benedizione. Io ti adoro, Signore, perché tu sei santo. Io ti adoro, Signore, perché la mia mamma ha fatto un intervento ed ha dato tutto bene. Signore, io ti adoro perché la mia famiglia è veramente una benedizione, perché tutti sono arresi ai tuoi piedi. Quindi la nostra adorazione cambia dal punto di vista che adesso sappiamo che non è più una canzone che ci farà veramente lodare e ringraziare il nostro Dio. E non sto annullando tutto questo che sta succedendo stasera, no, ma dal punto di partenza della nostra vita tutto cambia. Quindi
che la nostra adorazione questa sera sia veramente riconoscere chi è Lui, chi è Gesù nella nostra vita, affinché possiamo lodarlo ancora di più, ringraziarlo in mezzo ai problemi. Come ho già detto parecchie volte qua, no? Nel libro di Abacuc, quando lui dice che nonostante tutti i problemi, nel capitolo 3, versetto 19, dice che se nonostante tutti i problemi lui continuerebbe ancora a lodare il Signore. Quindi che la nostra testa stasera, ragazzi, sia proprio questa, di lodarlo per chi è Lui, buono, il nostro Signore, che ha morto per i nostri peccati, che si è reso per noi. Quindi, ragazzi, faccio un invito stasera. Chi lo vuole conoscere ancora di più, o magari chi non lo conosce ancora, vi invito ad alzarvi in piedi. Oppure se volete venire anche qui in avanti, che possiamo pregare mentre il gruppo qua suona una canzone, e che noi possiamo veramente lodarlo, adorarlo ancora di più. Quindi se tu hai in testa tua, e se tu sei stato veramente colpito di questa parola dicendo devo lodarlo ancora di più, devo veramente fare un qualcosa in più per Dio, devo consegnare la mia vita, devo consegnare un'area della mia vita, non so, perché veramente ho capito stasera che lodarlo va molto oltre di quello che immaginavo, di quello che pensavo. Quindi vi invito ad alzarvi in piedi, o magari di venire qua in avanti, che ci sarà qualcuno che pregherà per te. Amen. Mentre loro si preparano qua, voi che siete qua, iniziate a pregare, iniziate a chiedere veramente al Signore: Signore, voglio più di te, voglio adorarti ancora di più, voglio adorarti per quello che stai facendo nella mia vita, voglio adorarti per quello che tu sei, non per quello che voglio, ma per quello che tu sei. Quindi inizi proprio ad adorarlo, inizi proprio a cercarlo ancora di più. È quello che viene e mi abbraccia. Chi è quello che viene, che con suo sguardo mi disarma? Lui è così salvo, insegna in amor. Lui è mansueto, prendi cura dei nostri cuori. Cantiamo assieme: chi è quello? Chi è quello che viene e mi abbraccia? Chi è quello
suo sguardo mi disarma, lui è così saggio, insegna in amore, lui è mansueto, prende cura dei nostri cuori. Chi è quello? Chi è quello che viene e mi abbraccia? Chi è quello che viene, che col suo sguardo mi disarma? Lui è così saggio, insegna in amor, lui è mansueto, prende cura dei nostri. Lui è entrato in casa, lui è seduto in mensa, lui ci sta osservando e sa che lo aspettiamo. Dallo spezzare il pane, subito ci svegliamo, riconosciamo chi tu sei. Al son della tua voce si sente nei nostri cori fiamme di amor, fiamme di amor. Organizziamo la casa, profumiamo tutta essa, prepariamo la mensa, imposta a te d'onore. Organizziamo la casa, profumiamo tutta essa, prepariamo la mensa, imposta a te d'onore. Lui è entrato in casa, lui è seduto in mensa, ci sta osservando e sa che lo aspettiamo. E allo spezzare il pane, subito ci svegliamo e riconosciamo chi tu sei. Al son della tua voce si sente nei nostri cori fiamme di amor, fiamme di amor. Organizziamo la casa, profumiamo tutta essa, prepariamo la mensa, il posto a te d'onore. Organizziamo la casa, profumiamo tutta essa, prepariamo la mensa, il posto a te d'onore. Organizziamo la casa, profumiamo tutta essa, prepariamo la mensa, il posto a te d'onore. Entrato in casa, lui è seduto in mensa, lui ci sta osservando e sa che lo aspettiamo. Dallo spezzare il pane, subito ci svegliamo e riconosciamo chi tu sei. Al son della tua voce si sente nei nostri cori fiamme di amor, fiamme di amor. Cantiamo, organizziamo la casa, organizziamo la casa, profumiamo tutta
prepariamo la mensa, imposta a te d'onore, organizziamo la casa, profumiamo tutta essa, prepariamo la mensa, imposta a te d'onore, la casa, profumiamo tutta essa, prepariamo la mensa, imposta a te d'onore, organizziamo la casa, profumiamo tutta essa, prepariamo la mensa, imposta a te d'onore. oh, 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 oh. Lui non aveva alcuna bellezza o maestà che potesse attrarci. Lui non aveva nessuna apparenza da desiderare. Fu rifiutato fra le persone, ciò nonostante portò i miei dolori, il suo castigo ci dà pace e la speranza non svanirà. L'ho offerta per la colpa, a lui la presento per esaudire il creatore. Lui morì affinché la sua luce in noi potesse brillare. Il figlio dell'amore si consegnò per potermi salvare. Fu rifiutato tra le persone, ciò nonostante portò i miei dolori, il suo castigo ci dà pace e la speranza non svanirà. L'ho offerta per la colpa, a lui la presentò per esaudire il creatore. Lui morì affinché la sua luce in noi potesse brillare. Il figlio dell'amore si consegnò per potermi salvare. Tu sei l'angelo che per i nostri peccati tu calpestato senza Dio, una parola sola al dolore si arriva fino alla morte e riversò la sua vita, provandogli l'amara, dando la sua dolce grazia e perdonarci. Tu sei l'angelo che per i nostri peccati
Tu sei un buon padre per me, mi hai adottato e mi hai dato il tuo nome. Abba, Padre, amo che mi chiami figlio. Tu sei un buon padre per me, mi hai adottato e mi hai dato il tuo nome. Abba, Padre, amo che mi chiami figlio. Lo Spirito Santo canta dentro i miei polmoni. Abba, Padre, ed il mio spirito grida grazie per l'adozione. Abba, Padre, Spirito Santo canta dentro i miei polmoni. Abba, Padre, ed il tuo spirito grida grazie per l'adozione. Abba, Padre. Né altezza, né profondità, né potenza, né ciò che verrà potrà mai separarmi dal tuo amore. Che possiamo cantare in questo momento, pensando in quello che stiamo cantando, che ne possiamo lodare, portare una lode al nostro Signore. Quello che ti sta parlando questa sera non è solo un momento, non è soltanto una canzone, ma che tu possa in questo momento andare faccia a faccia col tuo Signore, con colui che ti sta parlando. Amen. Né altezza, né profondità, né potenza potrà mai separarci dal nostro Signore. E Lui sta soltanto aspettando te in questo momento per avvicinarti a Lui. Lui è lì. Nonostante che tu abbia sbagliato, nonostante che tu pensi che non sei abbastanza, nonostante che quando ti guardi allo specchio non vedi abbastanza, Lui vede abbastanza in te. E Lui ti sta aspettando in questo momento. Cammina, vai da Lui. Cantiamo. Altezza, né profondità, né potenza, né ciò che verrà potrà mai separarmi dal tuo amore. Cantiamo. Né altezza, né profondità, né potenza, né ciò che verrà potrà mai separarmi dal tuo amore. Cantiamo né altezza, né altezza, né profondità, né potenza, né ciò che verrà potrà mai separarmi dal tuo amore. Lo Spirito Santo canta dentro i miei polmoni. Abba, Padre, e nel tuo spirito grida grazie per l'adozione. Abba, Padre, Spirito Santo canta dentro i miei polmoni. Abba, Padre, e nel mio spirito grida grazie per l'adozione. Abba, Padre.
Spirito Santo, canta dentro i miei polmoni. Abba Padre, ed il mio spirito grida, grazie per l'adozione. Abba Padre, Spirito Santo, canta dentro i miei polmoni. Abba ed il mio spirito grida, grazie per l'adozione. Abba Padre. Signore Padre, ti ringraziamo per tutto ciò che hai fatto per noi, Signore. Abbiamo appena cantato del tuo sacrificio in croce per noi, Signore. Abbiamo cantato del fatto che ci hai adottato, Padre. E abbiamo cantato anche che nessuna cosa può separarci da te, dal tuo amore, Signore. E che noi possiamo davvero cominciare a vivere questo nelle nostre vite, che possiamo cominciare a vivere la realtà di ciò che tu hai preparato per noi, Signore. Io sono sicura che ogni persona che è venuta qui oggi, Padre, è venuta con delle necessità, dei bisogni, delle mancanze, dei vuoti dentro se stesso o se stessa. E Signore, tu sei la risposta a tutto questo, sei la risposta a tutto quello che stiamo cercando, Padre, che una volta per tutte possiamo davvero arrenderci a te, Signore, alla tua volontà, che possiamo davvero decidere di seguire la tua via, seguire i tuoi concetti, le tue regole, seguire quello che tu hai preparato per noi, Padre. È inutile cercare di seguire quello che il mondo pensa che bisogna fare, di seguire quello che le persone al di fuori ci dicono di fare in determinate situazioni, Signore. Dobbiamo cercare te, dobbiamo imparare a cercare te in ogni momento, in ogni situazione, che sia un momento bello, che sia un momento brutto. Dobbiamo imparare a gioire e a lodarti, Signore. Dobbiamo imparare ad adorarti, Signore, in ogni circostanza, Padre. E che davvero noi possiamo questa sera renderci a te, renderci alla tua volontà, alla tua bontà, al tuo amore, Signore. E ti ringrazio perché il tuo amore, in un certo senso, quando lo riceviamo, ci costringe ad avvicinarci a te, ci costringe a lasciare tutto e ad andare e a camminare verso di te, Padre. E io ti chiedo che noi possiamo avere il coraggio questa sera di consegnare a te tutto quello che ancora non abbiamo consegnato, che possiamo avere il coraggio di seguire quella che è la tua volontà per noi, Signore. Sarà doloroso all'inizio, ma poi sarà così liberatorio poter seguire quello che tu hai preparato, Signore. Sarà così pieno di gioia e di libertà, Signore. Io non capisco perché a volte non facciamo questo, Padre, ma la verità è che abbiamo soltanto bisogno di te, avremmo soltanto bisogno di avvicinarci di più a te e non lo facciamo, Signore. Rinunciamo e sprechiamo tutta quella sofferenza che tu hai dovuto sentire per noi in croce, Padre. Non so perché facciamo questo, Signore, e sono sicura che non vorremmo fare questo, ma lo facciamo, Padre. E quindi ti chiediamo perdono per questo, ti chiediamo perdono per quanto siamo incoscienti, Signore. Che, Signore, ognuno di noi possa sentirsi abbracciato questa sera da te, che ognuno di noi possa sentire il tuo amore questa sera, Signore, perché tu sei presente, tu sei qua in mezzo a noi e tu ci vuoi comunicare qualcosa, Signore. E quindi che per una volta per tutte possiamo abbandonare tutto il nostro orgoglio, che una volta per tutte possiamo abbandonare quello che pensiamo sia giusto per noi e che possiamo finalmente ascoltare la tua voce, Signore, e avere il coraggio di prendere decisioni toste per le nostre vite, Signore. Signore, sono sicura, non smetterò mai di dirlo, che tu vuoi fare cose meravigliose attraverso ogni ragazzo e ogni ragazza che è questa sera, Signore. Ma abbiamo bisogno di fare un passo verso di te, Padre, che possiamo continuare ad adorarti in verità, dal profondo del nostro cuore, Signore, e che possiamo aprirci totalmente a te questa sera, Signore, nel nome santo di Gesù. Amen. Alleluia.
santo Signore. È il Signore, Dio grande. Di nuovo. Tu sei santo. Solo tu sei santo, Padre. Tu è unico, Padre, sopra ogni cosa, Padre, sopra ogni malattia. Signore, Dio grande. Dio grande. Tu sei santo, 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 è il Signore, Dio grande, Alleluia. Ti ringraziamo, Padre, perché tu sei grande. Ti ringraziamo perché tu sei sopra ogni cosa, Padre. Ti ringraziamo perché tu sei sopra ogni nostra debolezza. Ti ringraziamo, Padre, perché tu riempi il nostro buco, Padre, il nostro buco dentro il cuore, che è della misura esatta del tuo volto, Padre. Noi ti ringraziamo per questo momento. Yeshua, colui che sana e salva, colui che non lascia incompiuto, colui che sana per completo. È questo che significa Yeshua. E che noi possiamo questa sera cantare, innalzare il nome del nostro Signore. Yeshua, tu che mi hai salvato, tu che mi hai sanato, oppure tu che mi salverai, tu che mi sanerai. Che noi possiamo questa sera innalzare il nome del Signore. Il mio orgoglio mi strappò dal giardino, la tua umiltà mi riportò di nuovo a te. E se vendesse ciò che possiedo, in cambio dell'amore io fallirei. Perché l'amore non si compra né lo si merita. L'amore è un regalo, per grazia si riceve. Io voglio conoscerti, Gesù. Voglio conoscerti, Gesù. Dimorare in te, voglio conoscerti, Gesù. Voglio conoscerti, Gesù. Il mio orgoglio mi strappò dal giardino, la tua umiltà lo riportò di nuovo a me. Se vendessi ciò che possiedo, in cambio dell'amore fallirei. Perché l'amore non si compra né lo si merita. L'amore è un regalo, per grazia si riceve. Voglio conoscerti, Gesù, dimorare in te. Voglio conoscerti, Gesù. Voglio conoscerti, Gesù. Il mio amato è il più bello, è
mio amato è, il più bello è, tra migliaia di migliaia. La Chiesa canta, mio amato è, il più bello è, tra migliaia di migliaia. Chi è il tuo amato? Mio amato è, il più bello è, tra migliaia di migliaia. Il nome più bello che c'è è Yeshua. La Chiesa cresce. Mio amato è, il più bello è, tra migliaia di migliaia. In questo momento possiamo fare un qualcosa di speciale verso una persona speciale per noi. Che in questo momento vi chiediamo che possiate avvicinarvi a qualcuno per il quale siete grati a Dio per la sua vita. E avvicinatevi, scegliete una persona e avvicinatevi a questa persona. E pensate a un motivo per il quale siete grati a Dio. Che in questo momento possiate pregare insieme, ringraziando il Signore per la vita della persona che avete davanti e viceversa, e che possiamo in questo modo anche adorare il Signore, che possiamo adorare il Signore amandoci a vicenda, pregando a vicenda l'uno per l'altro, che possiamo continuare ad adorare il Signore in questo modo.
Mentre i fratelli continuano a pregare, vorrei portarvi in un nuovo mindset, un nuovo pensiero. Se c'è qualcosa che attanaglia il tuo cuore, se c'è qualcosa che ti pesa, c'è un perché. Il Signore non fa niente a caso. Perché se io sono figlio di Dio, Lui mi fa passare per tutto questo. Signore, perché io se sono figlia di Dio, mi fai passare per tutte queste tribolazioni. Signore, perché? E c'è un perché. Probabilmente tu non lo sai adesso, ma questo ti servirà dopo. E io invito tutti quelli che hanno visto Dio agire nella propria vita. Abbiamo messo a disposizione qua un microfono. Se tu vuoi e hai il coraggio, ti sto sfidando adesso, so che non è una cosa semplice da fare. Metti da parte la timidezza, metti da parte quello che ti tiene incollato alla sedia, ma se tu hai un qualcosa da ringraziare il Signore, che tu possa venire qui e dirlo, parlare a voce alta: Signore, io ti ringrazio perché mi hai fatto passare per questo e ti ringrazio perché mi hai mostrato perché. Ti ringrazio, Padre, perché c'era un perché. Difficili servono perché la gloria di Dio venga manifestata. Voglio che tu sappia che tu non sei solo ad aver vergogna. Io voglio questa sera sfidarti. Ho 23 anni. 3 anni fa, non esatti, ho quasi tentato il suicidio. E c'era un perché. Ma perché una cristiana da tutto questo tempo, cristiana, ho sempre conosciuto Dio, perché una cristiana da tutta la vita, da 20 anni, dovrebbe passare per questi momenti? E io il giorno del mio compleanno, il 18 ottobre, quando ho compiuto 20 anni, ho detto: Signore, io non riesco a vedermi domani. Signore, io non riesco a vedermi felice, a non piangere ogni 2x3. E non sto parlando di tristezza, sto parlando di malattia, perché chi ha passato per questo sa di cosa sto parlando. E io ero in sfida con Dio, continuavo a pregare il Signore. Signore, toglimi da questo momento. Signore, toglimi. Perché? Perché? Svegliandosi alle 3, 4 di mattina, 5, 6. Signore, perché? Una tua serva ogni giorno qua in chiesa. Signore mi ha mantenuto in vita perché c'era un perché. E il perché io lo scopro ogni giorno. Che la sua gloria sia manifesta un giorno dopo l'altro, finché che la morte venga quando deve venire. E io voglio ringraziare in questo giorno perché il Signore tempo fa, tanti anni fa, mi ha liberato da tutto quello che c'era di negativo nel mio cuore.
E io ti invito a ringraziare il Signore per tutto quello che sta accadendo nella tua vita. Una cosa negativa, una cosa positiva, tu ringrazialo, tu vedrai dopo la grande e potente mano del Signore nella tua vita. Tu lo vedrai dopo. Il Signore non ti sta chiedendo di essere felice, il Signore ti sta chiedendo di essere con Lui, di avvicinarti a Lui. Non importa come tu stai, come non importa come tu sei. Io ringrazio Dio perché la sfida più grande di un immigrante sembra essere il cambio di cultura e il cambio di tante cose, ma per noi è stata la solitudine. E tu puoi stare circondato di tante persone e continuare ad essere da solo. E anche se tu sai sicuramente che tu non sei totalmente da solo, perché tu hai un Dio grande, immenso, ma noi e Dio sappiamo molto bene che abbiamo bisogno di una cosa molto importante che Dio ci ha dato, che sono le persone. Noi non possiamo vivere senza le persone. E non è venire in chiesa e vedere persone, è avere un rapporto con le persone. E noi siamo qua in Italia da 2 anni, da 3 anni. Perché, grazie amore, sei bellissimo. Da 3 anni. Ma per 2 anni noi, dico io, perché credo che Laura aveva pensato, sentito lo stesso, noi eravamo da soli proprio. E non è colpa della Chiesa, è molto probabilmente più colpa nostra, perché noi ci chiudiamo tanto alle persone e anche se sentiamo da soli. Ma Dio è tanto buono che ha messo questo sacco di persone nella nostra vita, persone che posso dire sicuramente che abbiamo un rapporto praticamente con tutti qua, e anche quelli che non hanno un rapporto. Piacere Edoardo, Laura e Melissa. E ringrazio Dio perché noi eravamo tanto tristi e adesso io sono tanto felice di venire qua e suonare, chiudere gli occhi e girare come tutti mi vedono girare qua come un pazzo. Questo fa bene perché non sono più da solo. Io ringrazio e lodo a Dio perché io ho tutto questi popolo qua che fanno parte della mia vita e della nostra vita. Grazie a Dio. Sembrerà un po' la stessa cosa, un po' comico perché avevo pensato la stessa cosa. Cioè, magari la storia di tanti qua è più o meno simile. Io e Marcia, mia moglie, eravamo tanti soli qua, siamo da 5 anni qui e eravamo sempre in preghiera perché uscivamo da solo, mangiavamo da solo, guardavamo film da solo. E sai, è bello avere uno o l'altro, una vita di coppia, ma è tanto bello poter condividere la vita con tanti fratelli. Sapete chi sono? Sai, potevo ringraziare Dio per tutti voi, perché siamo qui sabato, domenica, è stancanti ogni tanto, ma Dio ci riempi del suo amore, l'amore della sua opera. Per dirvi la verità, volevo ringraziare per la vita di Alef e Vittoria,
sono stato la prima coppia a aggiungervi. Siamo arrivati qui, non conoscevamo nessuno e loro sono stati importantissimi nelle nostre vite. Anche tutti quanti qua, Edoardo, Junior. Dico specialmente loro perché sono stati i primi. Ma ragazzi, è molto difficile uscire dal paese, anche parlare qua, cioè sono nervoso, non trovo le parole, non è la mia lingua madre, è tutto una difficoltà. Se vi posso consigliare una cosa, se vedete uno che entra lì in quella porta, andate pure da quella. Magari quello sta aspettando un saluto, un abbraccio, e di questo è importantissimo. Quante persone entrano lì e che noi non andiamo neanche a salutare? Sapete che questo può cambiare una storia, può cambiare una vita? Cioè pensate a lui, pensate io, se non c'era nessuno da dire ciao, ehi, come stai? Vieni qua, dai, mangia con noi. Dai, troviamoci domani. Se non c'era uno da fare questo, forse non eravamo qui. E questo può cambiare tante vite. Dio ci ha lasciato 2 comandamenti: amare Lui prima di tutto e amare il prossimo come te stesso e noi stessi. Quindi quello che vi voglio lasciare stasera proviamo a fare questi 2, cioè erano 10 e poi Lui ha trasformato in 2 per facilitare la nostra vita e comunque sbagliamo. Ma Dio è così. Quindi ringrazio a Dio per questa chiesa, per i fratelli, per tutti voi e per questo Dio che è meraviglioso, potente. Bene, facciamo una preghiera per finire questo momento, non la serata. Signore, grazie Padre, perché sei meraviglioso, Signore. Grazie perché possiamo condividere quello che hai fatto nelle nostre vite, Signore. Grazie perché sappiamo che sei un Dio potente, sappiamo che sei un Dio che può cambiare ogni cuore, Signore. Sappiamo che sei un Dio che può cambiare ogni situazione, Padre. Per questo, Dio, ti chiediamo, Padre, vieni qua, Signore. Entra nelle nostre vite, entra nella nostra casa, Signore. Trasforma i nostri cuori. Che il Signore possa continuare a benedire. Cioè, sappiamo che tante persone non sono venute qui, ma hanno parlato a te, Signore, nell'intimo. E quello è meraviglioso, Signore. Grazie, Padre. Grazie. In nome di Gesù. Amen.
Alziamoci in piedi, continuiamo a lodare il nostro Signore. Continuare a lodarlo per quello che Lui fa nelle nostre vite. Continuare a ringraziarlo. Amen. Vicino al posto stavo io, quando un uomo giudeo vidi la sete che avevo in cuor mio. Senza ascoltarmi mi capì e con amore mi offrì un'acqua che scorre perpetuamente. Perché ho sete, non voglio più cercare in altre fonti. Non dovrò mai più qui tornare per potermi dissetare. Ora che ho udito il tuo parlare, tu sei l'altezza dell'anima mia, la fonte di vita che mi incontrò. Sei dono di Dio, il Messia, il mio Salvatore. Vicino al posto stavo io, quando un uomo giudeo vide la sete che avevo in cuor mio. Senza ascoltarmi mi capì e con amore mi offrì un'acqua che scorre perpetuamente. Sei dono di
è per il Signore. Prezioso Gesù, eccomi ai piedi tuoi. Cosa potrei mai offrirti per tutto ciò che sei? Gesù per me vali di
Chi ha trovato il bene più prezioso? Io sì. Vai sì? Amen. L'atmosfera cambia quando lo Spirito di Dio è qui, ed è evidente intorno a noi quando lo Spirito di Dio è qui. L'atmosfera cambia quando lo Spirito di Dio è qui, ed è evidente intorno a noi quando lo Spirito di Dio Scendi, Signore. Scendi in mezzo a noi, riempi il cuore d'amore, il tuo amor ci avvolge. Ci riuniamo per te, per incontrare il tuo amore ci avvolge. L'atmosfera cambia quando lo Spirito di Dio è qui, ed è evidente intorno a noi quando lo Spirito di Dio è qui. Scendi in mezzo a noi, riempi il cuore d'amore, il tuo amor ci avvolge. Ci riuniamo per te, per incontrare il tuo amore ci avvolge. Scendi in mezzo a noi, riempi il cuore d'amore, ci avvolge. Ci riuniamo per te, per incontrare il tuo amore ci avvolge. Vieni su noi, Santo Spirito, con la tua presenza. sia fatta la Tua volontà, venga il tuo regno. Vieni su noi, Santo Spirito, con la tua presenza. Sia fatta la tua volontà, venga
ringrazio, Signore, perché sappiamo che sei qui, Signore. Sappiamo che il tuo Spirito è qua. E che quando il tuo Spirito è qua, Signore, l'atmosfera cambia, Padre. Cambia il nostro cuore, cambia la nostra vita, può cambiare tutto, Signore. Per questo ti ringraziamo tanto. Sto preparando un cammino, appianando il sentiero. Cantiamo sempre di più diminuendo, perché è importante che Lui cresca. In Lui cantiamo, in Lui trovo il mio piacere, non so degno di poter sciogliere le sue scarpe, solo in Lui. In Lui la mia vita è, e cammino con la certezza che ritornerà. Cantiamo tutti a Lui. Sto dando la mia vita, lasciando tutto per amore con allegria. Signore dei miei giorni, sto preparando un cammino, appianando il sentiero, sempre di più diminuendo, perché è importante che in Lui trovo il mio piacere. Io non so degno di poter sciogliere le sue scarpe. In Lui la mia vita è, e cammino con la certezza che ritornerà. È Lui che sto dando la mia vita, lasciano tutto per amore con allegria. Signore dei miei giorni, è Lui che sto dando la mia vita, lasciano tutto per amore con allegria. Signore dei miei giorni, cantiamo e libera, sovrano in potere libera. Il governo è in Lui, fedele, molta con Lui. La sua ricompensa libera. Sovrano in potere libera. Il governo è in Lui, è Lui. È Lui che sto dando la mia vita, lasciano tutto per amore con allegria. Signori dei miei giorni, a Lui, è Lui che sto dando la mia vita, lasciano tutto per amore con allegria. Signori dei miei giorni, che libera la Chiesa, che libera. Sovrano il potere
ancora. Lasciando tutto per Lui. Possiamo cantare Egli verrà? Egli verrà, sovrano e in potere, Egli verrà. Egli verrà. Egli verrà. Gloria al Signore. Vittorioso sei, nella tempesta sta, il tuo nome infallibile, i regni crollano, il tuo trono sempre sta, il tuo nome mai cambierà. Egli
Gloria al nostro Signore. Buon ragazzi, ci sono già le 9. Puoi pregare per noi, Junior? Anzi, prima, se non mi sbaglio, 29 marzo, giusto? C'è Rallegrati. Ma siete bravissimi. Ci sono gli avvisi. E chi lo farà? Non lo so. Io. Ragazzi, 29 marzo c'è Rallegrati, sarà a Pordenone, quindi più o meno questo gruppetto qua sarà lì per suonare qualche canzone e vi aspetto lì, però avremo comunque il culto qua dei giovani, quindi avremo entrambe cose. C'è più roba o no? Agam Kids ha bisogno di qualcuno per aiutare, quindi ragazzi è importantissimo servire nell'opera del nostro Signore, è un tempo in cui impariamo tanto quando siamo lì disponibili per servire. Parlate con Emanuele. Ministero sociale? La prima volta che sto facendo, vado. Ha sempre bisogno di aiuto, cibo, roba così, anche una mano per andare alle case a consegnare le cose. E poi il prossimo. Aga Music è stato oggi. Com'è andato? Bene o no? Prossimo e basta? Sì, finito. Ciao. Il 16 marzo, hai parlato del 16 marzo? No. Cosa c'è? Il 16 marzo sarà il culto di celebrazione della nostra chiesa alle 10:30, giusto? Yes. È questo? Erano anche gli avvisi, ma hai fatto benissimo. Ho fatto bene, sì o no? Sì, hai fatto benissimo. E ragazzi, approfittando che abbiamo ringraziato a Dio per tante cose stasera, vorrei ringraziare a Dio anche per la vita di questi ragazzi e anche Laura, che c'era qualcun altro che ha Nicole. Vieni qui voi due. Non serve salire, se volete solo. Allora sali. Loro si sono impegnati tantissimo in questi ultimi giorni, settimane, quindi è stato bello, è stata una bella, avete capito, no? È stata una serata bellissima e questo anche perché abbiamo delle persone disposte e disponibili a servire al nostro Dio, come sono stati loro. Senza di loro io ovviamente non so suonare nulla, quindi vorrei ringraziare a Dio per la vostra vita. Paga un caffè. Un caffè forse. E approfittando anche, iniziamo a fare qualcosina di diverso. Anche Lucas e Marcia. E tutti quanti che hanno servito c'è. Lucas e Marcia, tutti quelli che hanno servito. Joãozinho, grazie Joãozinho. La Giada, Amanda e Miguel. Giada e Victoria. Victoria, tutti quanti. Comunque, grazie. O Riccardo. Riccardo. Ninguém falou no meu ouvido. Sì, Grazie tutti. Riccardo. Auguri a Lucas anche. Sì, iniziamo anche a fare qualcosina di diverso. Quando è il primo sabato del mese, chi compie anno, come si dice? Compie anni, grazie. Chi compie anni in questo mese di marzo? Venite qui davanti, preghiamo per voi. Non serve fare nulla, solo venire qui, pregherò per le vostre vite. Dovete cantare. Va bene così? Qui. Preghiamo per finire il nostro culto. Grazie Padre per quest'altra serata, questo privilegio di un'altra volta poter offrirti culto, Padre.
Sono sicuro che è stato speciale per ognuno di noi qui, ma il più importante è che la lode sia venuta dal nostro cuore e che sia arrivata a te, Signore, perché tu sei il nostro Dio, il nostro Salvatore. Grazie per la vita di questa Chiesa, di tutte queste persone che hanno servito stasera, Padre, e grazie per la vita di tutti quelli che compiono anni questo mese, che il Signore possa benedire la loro vita, Padre. Tu conosci il cuore di ognuno di noi qui. Trasformaci, Padre, ogni giorno di più, che possiamo avere il cuore pronto a servirti, pronti a adorarti, a lodare il suo nome. In nome di tuo Figlio amato Gesù. Amen. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te. Lindo, maravilhoso! C'è la cantina? Cantina si dice? Abbiamo il bar, quindi ci saranno qualcosina lì da mangiare, insomma. Grazie a tutti, buona serata, a domani. Il vento soffia forte e in acqua io non affogherò. Il vento soffia forte, nelle sue mani sono al sicuro. Il vento soffia forte e in acqua io non affogherò. Il vento soffia forte, nelle tue mani sono al sicuro. Non mi guida quello che vedo, seguo solo quello che credo. Quale circostanze, facciamo l'allegria. L'allegria del Signore è la nostra forza. 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 Il vento soffia forte, in acqua io non affogherò. Il vento soffia forte, nelle tue mani sono al sicuro. Non mi guida quello che vedo, seguo solo quello che credo. Non sto guardando alle circostanze, io guardo altro